Al castello di San Pelagio arrivano i Ghost Hunters, i cacciatori di ombre padovani, le particolari immagini delle indagini nelle stanze che furono di D'Annunzio, al confine tra fantascienza e suggestione. Adesso con Marco Campanale andiamo a caccia di fantasmi. Così c'è il grito, dove c'è il capo? Castello di San Pelagio, ora museo dell'area, ma all'epoca residenza del poeta D'Annunzio, che qui da 2 Carrare partì per il suo volo su Vienna. Si scava nella storia, invisibili presenze. A queste hanno dato la caccia i Ghost Hunters di Padova. Un'indagine accurata nelle stanze in cui visse la storia, in cui respirarono personaggi finiti sui libri, i punti più significativi del Castello di San Pelagio, il Salone da Ballo o delle Mongolfiere, il giardino, gli appartamenti d'annunziani. La strumentazione dedicata alla rilevazione di eventuali anomalie energetiche, visive o sonore non spiegabili, secondo gli acchiappafantasmi. Indagini nel castello. Struttura di origine medievale è una lunga storia, ma l'episodio nodale è appunto quello del 9 agosto del 1918, con il volo su Vienna da parte di D'Annunzio e la squadriglia Serenissima. Andrea, alla mia destra. I rilievi quindi si sono concentrati anche nelle camere dove D'Annunzio soggiornò. Non sono stati trascurati il giardino e il labirinto, dove in passato furono rilevate delle anomalie, in particolare visive. Abbiamo condotto questa ricerca perché uno dei nostri obiettivi è quello di riscoprire miti, leggende e misteri legati al nostro territorio e spesso dimenticati, un patrimonio immateriale da preservare e da tramandare alle nuove generazioni, affermano i cercatori del mistero. Indagini e immagini che la scienza ha sempre definito suggestioni. L'uomo però da sempre cerca risposte lì, dove le risposte sono difficili se non impossibili.